Una nave cisterna della Marina Militare è stata individuata ed allertata per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese. La soluzione è stata individuata dal capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina d'intesa con quella nazionale per dare un sostegno ai centri più colpiti dall'emergenza idrica. La nave si trova ormeggiata ad Augusta e può trasportare fino a 1200 metri cubi di acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. Il porto di Licata è stato ritenuto ad oggi il più idoneo a seguito di verifica fatta da AICA in provincia di Agrigento, che è uno dei territori più in crisi. Altre verifiche sono state disposte sui porti della costa agrigentina e nissena. Cocina inoltre ha richiesto a tutti i soggetti attuatori, ati, comuni, gestori, consorzi di bonifica un report urgente e dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel piano di base al quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale stanziando i primi 20 milioni di euro. E sempre dalla Protezione Civile siciliana sarebbero in arrivo 1,5 milioni di euro per la manutenzione e l'acquisto di autobotti per il rifornimento idrico. Il contributo per l'acquisto di un'autobotte nuova è stato concesso all'Unione dei Comuni dei Paesi dei Nebrodi, mentre alcuni comuni, tra cui Agrigento e San Giovanni Gemini, hanno ottenuto l'autorizzazione per le somme necessarie all'acquisto di autobotti usate in pronta consegna. A questo punto, ed esaurite tutte le richieste per i mezzi in pronta consegna, si potrà procedere al finanziamento di contributi per autobotti nuove, ma i comuni richiedenti e i fornitori dovranno assicurare tempi di consegna e di messa in esercizio compatibili con quelli dell'emergenza in corso e comunque tutto da fare entro i mesi di agosto e settembre. Infine, con provvedimento dell'assessore Di Mauro, le acque reflue provenienti da Castelvetrano, nel Trapanese, e depurate dall'impianto di via Errante Vecchia potranno essere riutilizzate per scopi irrigui nelle campagne delle province di Agrigento e Trapani. La portata, afferma l'assessore, è stimata in quasi 8 milioni di metri cubi, un quantitativo importante, dice, in un momento di grave difficoltà per gli agricoltori siciliani a causa degli effetti della siccità. È un modello, conclude, che si può riproporre anche in altre zone della Sicilia, soprattutto in quelle dove i campi sono più in sofferenza e dove ci sono impianti che si prestano, come a Ribera o a Sciacca, a Vivona, e in modo da dare serenità agli agricoltori.